l'originale, però abbiamo un donatore volontario, donatore di sangue. L'originale, lui è uno. Io ho appena fatto un discorso serio. Ragazzi, Aspetta, perché adesso noi siamo facendo passare tutti. Credimi molto... che ti viene l'ansia adesso, perché ciao. Perché e siamo in barca. No, vorrei fare due paroline col sindaco, per piacere. Aspetta che qua, ti accompagno. Tanto si presenti, scusi, perché. Chi? No, dico. Come chi? Lei. Si presenti, No, lei. Lei. Tu, Ah, me? No, lei. Tu. Berto. Ah, Berto. Il sindaco è lì. Dov'ero? Sì, la signora. Ostia. Cosa? Cosa? Aspetta che. C'è anche l'assessore, Berto. No, sindaco, scusa, Eh. è inutile che l'amministrazione comunale in Fiume Veneto a me ha telefonato per dire che femo da mangiare, che ne a festa. Sindaco, che ho scaricato 480 quintali di legna qua fuori. Ma come 480 quintali di legna? Ma qua? Cioè, pensava che il servizio è ancora là. Perché non l'hai messa a posto, scusa? No, se usa quella che usa e che altra per me gli abbrusa. Cioè, Hai capito? Credo. sindaco, Sei un cretino, se voi altri di vomito. Fiume Veneto, voi a legna che è 400, vuoi sistemarla? Non so come chi è abituati qua, però mi guarda sempre a Luna per sistemare. Ah, Luna guardi per sistemare la lega? Sì. Perché? Se te si de Luna buona te sistema. Non è niente da rilevare che io permetterei mai, io sono astemio. Tu sei passato da Francesca lì, Sei astemio? Non praticante. E Hai studiato da astemio. ho incominciato a bere per dimenticare. Capita. Poi com'è andata? Funziona. Allora, Funziona. È le 30 anni che sono embriaco, non mi ricordo perché. L'altro giorno sono stato dal mio medico condotto. Oh, bravo, del medico condotto, bravo. Bravo. No, aspetta, ho desmentegato una virgola. L'altro giorno sono stato dal mio medico, virgola. Condotto da mia moglie. Adesso è chiaro, infatti. Non stavo in piedi. E il dottore mi guarda e mi fa: lei beve? Cosa c'è? Dottore, io di te, se ha piacere. Ma no! Ma non era una domanda. Se a caro versa una bottiglia. Ma no! Stai prima a fargli vedere che spiegare io. Non volevo offrirti da bere. Sì, mi fa il dottore, guardi che dalle sue analisi sono state scontrate tracce di tanta roba, emoglobina nel Cabernet. Si è invertito praticamente. E se va avanti così si brucia anche il fegato. Ride. Ridi. Il fegato, anche lei che springare il fegato che non c'ha per fuoco neanche. Guardi che il vino le fa male, dottore, guardi che lo perdono. Guarda, bevi quello che vuoi, mi fa il dottore, ma mi ci devi aggiungere. No, il dottino no. Sì. C'hai il flusso. C'è il flusso gas. Mi ci devi aggiungere quei litri e mezzo di acqua al giorno. Giusto. Vabbè, così diluisce. Diluisce 2 litri di acqua e mezzo al giorno. 2 litri e mezzo è acqua. 2 litri e mezzo. Se vuoi vedermi morto. Ma che è morto? A me vorrà minimo 50-60 spritz per ciucciarmi tutta quell'acqua. Dottore, che l'ho detta, guarda che dottore, ci sono stati fatti di quegli studi. Sì, bravo. All'università di Oxford. Sono stati studi del Fiume Veneto.
c'è l'università anche qua. Ha scoperto la... Sindaco, te giuro? Ti Confermo. giuro, sindaco. Guarda che tocca di sindaco che Ma vai avanti, vai avanti. chi ha scoperto la legge che se immergi un corpo umano nell'acqua nera, Sì? se tu hai 6 metri di vincata finito non... L'ho intuita questa. L'hai capita questa? Sì. Insomma. Lei non sa i danni che ha fatto il vino. Giusto? Non sai i sì, danni? giusto. No. E lei, dottore, se ne smentica i danni che ha fatto l'acqua? Che danni ha fatto? Come vorrei Che danni ha fatto là? Vorrei partire dal diluvio universale, 40, signor Madonna scravazzata, Cabernet intervallata, 1 ogni 4. Tempeste, alluvioni, inondazioni, esondazioni, straripamenti, Sembra un po' Berlusconi. allagamenti, annegamenti, mareggiate, onde anomale, tsunami, trombe d'acqua, il Titanic, Come il lucido Concorde, adesso. e il rubinetto che perde a boetta del consorzio, dopo le vince fa mai! C'ha ragione. No. Qui c'è da alzare le mani, Ne ha fatti danni l'acqua, dai. Oh, Sei fuori. Ma aspetta, occhio. Ma che c'è lo strapiombo qua, Mamma mia. Guarda che Andiamo a Fiume Veneto, ma non c'è il fiume. è pericoloso perché dopo si da attaccare. Ah sì. Sì. Vabbè. Dottore, insomma, il dottore che aveva perso tutte le sue certezze, Ci credo. io ho detto, dottore, la venghi, insomma, che lo dita in italiano, La venga. la venga che gli ha portato a straviarsi, Ah, tu hai portato il dottore a... la baia che l'ha fatta. Sono andati a bere da Beppina Al-Qaeda. Chi? Al-Qaeda. La Beppina Al-Qaeda. Perché Al-Qaeda? Perché a mezzanotte scatta la legge della Sharia. La legge della Sharia. Sì, a te guarda con perde occhi e fa Sharia che te bevi l'ultima ombra dopo Dov'è che devo pagare il biglietto che mi sto divertendo un casino, scusate. La legge della Sharia. Insomma, quando che ho detto dottore vieni che te porti, gli era io visitare un paio di luce. Ah però. Non una bella roba da vedere, le passata all'etica professionale a professione etilica non sai neanche in corpo. Perché guarda. Mi sono dato a casa per conto mio, che sa, No, dove che stai guardando? Ma tu che te frega? Scusa. Sarà anche Casimiro. Ragione. Scusa. No, perché ascoltami, E quindi? e sa che fai fatica che cosa sa, pensate che sono imbriaco. Esatto, sei andato a casa. Mia moglie che compra casa, che era 5 case a schiera, là. la CAI, una in mezzo, Ah, quello in mezzo. che io ho detto al pittore, Sì. fammi sua mia, fammi una croce che ci ha battuta la facciata. Perché? Per fortuna che era una che era Dio sarà il balcone che a sera era. una. Ho detto, un'informazione, per piacere signora. No, Io casa suo marito, per piacere. No, perché mi fa, brava, a prove venire a vedere se sono mio. Si è fatto riconoscere. Berto. Vabbè, dai. Ha aperto il portoncino, io era mia femmina. Come? Era mia moglie che ha aperto il portoncino. Credo che mi abbia impinzato la luce. Vabbè, ha fatto bene. Non mi ha acceso la luce che sono andato dentro de scuro che ho palpato dappertutto. Ha fatto bene, ha fatto. Sei ubriaco? Sono andato in camera che ho fatto tutte sky al buio, vero? Ho cattato la moglie, quindi iniziò fin qua la basura impinzata. La morte qua luce perpetua. Poverina la moglie. Flora, non mi cate niente di bene, che te crede mi ti avrebbe visto anche il piave. Sì. Vai giù a farti una limonata a merita. Oh, giustamente. Non cattare luce per venire su, tu che cate pandarone. Sì. Tutto al buio mi sono fatto una limonata che avrò messo 3/4 d'ora. Maria Vergine. Schifo. Sai la limonata quando... Mamma mia. Per vomitare. Ma che ho detto, fammi la carità, Flora, cambia chi il limone che gli ha fatte pene forza di stare. Sai il limone... Vieni qua, dove scassare. perché mi fai... io... Chi ha fatto pene di Monforte, sento in su fa la moglie che io comprai nuovi stamattina al mercato. Allora? E quindi?
tu vedi che mi sono struccato il canarino. Giallo era giallo. Non ti sei accorta, cazzo. Certo! Ecco per cosa che limone fischiava. Ci credo. Sì. Quando mi ho detto che gli avevi struccato il canarino, Che è successo? si è ammesso a usare che uomini di Fiume Veneto. Oh, uomini. Se vi capita che vostra moglie vi osa dietro, Vi usa dietro vuol dire vi ruzza, vi urla dietro. vi urla. Vi urla dietro? non stai dare neanche a mezzo secondo che si morti. Oh, bravo. Perché le femmine le tutte compagne. Vedi. Da Calabria Saudita a Catanzaro Veneto, Catanzaro Veneto. insomma mia come che ha aperta bocca e detto la Flora! Chi è che comanda qua? Mio Dio! E? Ha fatto così. Perché? Avevi caro saperlo. Berto! E l'uomo hai visto? Tutto d'un pezzo. E non serviva che andava bene prima il bagno. Adesso la chiamare l'elettricista l'ha fatto il bagno automatico, va bene. Te verdi a porta del bagno, si impinza la luce e si attacca il condizionatore. Bello. Se verdi a porta del bagno, se impinza la luce, ti senti bel fresco, o te sera, ti stusa la luce. È innovativo. Me femmina mi fa, ma siete andato di nuovo a pissare sul frigorifero! La tecnologia. Vabbè Berto, e poi come è andata a finire? Che avevo detto ciapa che mi sono mocata, sono andato su, ho cattato i miei compari, sicurissimi a Ciucciamentine. Chi? Sicurissimi a Ciucciamentine. Dici suoi. Ma Enrico, io li ho guardati bene, e ho detto tosati, se mi fermano i vigili, a sé che parli mica che vadri si bevesti. Hai capito? Parlo io perché loro sono ubriachi. Insomma, partiti con la macchina, dopo 5 minuti Ti hanno fermato? una pattuglia di vigili. Bene. Si è messo fuori con la paetta, femmina carità, butteva il soffe finta di essere morto. Così almeno ti hanno fermato. No, mi conosceva. Che mi fa culo. Berto, se tu faccio finta di non averti visto. Che culo. Ti è andata bene? Mi è andata bene, ho dato una cerata, mi sono 80 metri non toccate un'altra pattuglia. No, che sfiga. Un'altra pattuglia. Anche sto qua mi conosceva. Proprio fortunata. Conosce una roba che mi fa, va a casa, fammi una carità. Sono finta di niente. Anche a massa che vai a casa, tu sangue ho struccato la cera, ma 80 metri terza pattuglia dei vigili. E noi siamo messi d'accordo. Ora se vuoi ciavarmi e mi fermavi la prima volta. Berto, se non te va fuori la rotonda te ne cata anche dopo. Signori, Marco Caverini!